Lei ha ricevuto le mie immagini? Sì, sì, ma non mi ho ancora... No, non importa. Lei ha ricevuto le mie immagini? Sì, sì, ma non mi ho ancora... No, non importa. Era una cosa per te, dai. Sì, sì, no, ma grazie perché poi... Perché mi ha colpito questo fatto che citi Pappo, che tra l'altro io lo ritrovo in molti... Non so se sono sempre gli stessi Pappo. Ah, ci sono un sacco di Papo in Ci sono un Veneto, sacco di Pappo. tantissimi. Ma, Provincia di Vicenza, di Treviso, sì, ma anche Solomon Pappo, quello che finisce a Villa Emma. ce ne sono... Ma tu pensi che questo Isaac Pappo sia figlio di... come si chiama? Ario Pappo? devo vedere. Vabbè, non Devo importa. vedere, sì. Aspettiamo. Ma eventualmente sì. Non dico perché devo usare quello. Posso usare anche no. Si Ok. accomodi anche perché Va gli devo bene. dare la parola. Posso iniziare? Sì. Buonasera a tutti. Sì, lo so. Sì. Buonasera a tutti, innanzitutto do il benvenuto e un vivo ringraziamento ai nostri relatori, in ordine al professor Antonio Spinelli, autore del libro oggetto di questo evento, alla dottoressa Sega dell'Iveser e al dottor Giovanni Sbordone, sempre di Iveser, che ha permesso e ha suggerito questa proposta. L'iniziativa per la quale siete gentilmente presenti, e vi saluto, si colloca nell'ambito della manifestazione per la giornata della memoria coordinato dal Comune di Venezia, a cui come ogni anno la Biblioteca Nazionale Marciana ha aderito. Io porto il saluto del dottor Stefano Campagnolo, direttore della nostra biblioteca, impegnato, come molti di voi penso sappiano, anche come direttore a Roma della Biblioteca Nazionale Centrale. Introduco molto rapidamente questa iniziativa che la biblioteca ha voluto fortemente per dare la propria presenza e in adesione appunto della manifestazione cittadina molto sentita. La scelta per questo evento è caduta sul libro di Antonio Spinelli, Vita nell'ombra, librei stranieri in Veneto, fresco di stampa, e che sarà appunto presentato in dialogo con l'autore dalla dottoressa Sega e dal dottor Sbordone. Antonio Spinelli, mi limito a ricordare, docente, storico, laureatosi in filosofia e in scienze storiche, e nel 2006 ha curato la ricerca e la mostra Dal rifugio all'inganno, storie di ebrei internati in provincia di Venezia. E qualche anno dopo, nel 2015, è uscito il suo volume Vita in fuga, gli ebrei di Fortunatario tra il silenzio degli alleati e la persecuzione nazifascista, solo per ricordare alcuni dei suoi studi, e negli anni ha partecipato a numerosi corsi di alta formazione sull'argomento, in Italia come all'estero. Attualmente, questo è bene dirlo, attualmente docente distaccato presso l'Istituto Storico della Resistenza di Vicenza. Per quanto riguarda invece il volume oggetto del presente evento, io passo subito la parola al professor Giovanni Sbordone perché introduca l'iniziativa. Grazie. Buongiorno a tutti. Innanzitutto, a nome dell'IVESE, l'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, un ringraziamento alla Biblioteca Nazionale Marciana che ci ha invitato e ci ospita qui in questa prestigiosa sede. A mia memoria credo che sia la prima volta che l'IVESE, non so, Maria Teresa ha più memoria di me ancora dell'IVESE, che sia la prima volta che l'IVESE organizza qualcosa in questa sede, quindi siamo particolarmente felici. Un grazie a Margherita Venturelli che, come dire, ha coordinato l'organizzazione
Scusate, di questo incontro. Un grazie a voi per essere presenti, un saluto particolare a Dario Calimani, presidente della comunità ebraica di Venezia, che ha voluto intervenire oggi, e naturalmente un grazie a Antonio Spinelli e Maria Teresa Sega per aver accettato di intervenire questa sera. Maria Teresa è una presenza costante, oltre che storica in tutti i sensi del nostro istituto, mentre nel caso di Antonio in qualche modo è un ritorno, perché Antonio è oggi insegnante distaccato o comandato, che dir si voglia, all'Istituto per la Storia e la Resistenza di Vicenza, ma è stato in passato anche distaccato al nostro istituto nell'anno scolastico 2019-2020, un anno un po' turbolento, essendo quello in cui è scoppiato il Covid, ma nonostante questo ha lasciato, come dire, un ottimo ricordo di sé, quindi ci fa molto piacere averlo di nuovo qua. Ecco, un altro motivo per cui siamo particolarmente contenti di questa iniziativa è l'occasione di presentare Venetica, che è, lo ricordo, la nostra rivista, la rivista degli istituti per la storia della resistenza, dei diversi istituti per la storia della resistenza del Veneto. Ecco, forse qui è meglio che dica qualcosa, perché forse abbiamo fatto un po' di confusione nella comunicazione e nella promozione, nel senso che di questo incontro intendo, nel senso che quando è stato fatto il programma generale del Giorno della Memoria, circa 2 mesi fa, ancora non eravamo sicuri che questo volume sarebbe stato stampato per questa data, e quindi nel programma originale parlavamo solo dell'altro volume, che è questo, il volume pubblicato da Antonio Spinelli appunto l'anno scorso sugli ebrei stranieri in provincia di Padova. Ma noi già contavamo invece di parlare anche di questo, che è lo stesso tema ma esteso a tutto il Veneto, e quindi nella locandina iniziale abbiamo ottenuto il titolo di quest'opera sostituendo la definizione provincia di Padova con la definizione Veneto, e questo poi avrei creato un po' di confusione, ce ne scusiamo. Comunque nelle ultime locandine si precisa che presentiamo entrambi i testi, anche perché Antonio Spinelli è l'autore di quello e il curatore di questo, quindi diciamo che c'è una piena continuità di temi. Sul significato e l'importanza del giorno della memoria, della ricorrenza del giorno della memoria, credo non serva aggiungere molto, anche perché questa iniziativa di oggi arriva quasi in coda di un fitto programma di iniziative. Sono state circa una 70 le iniziative nel solo Comune di Venezia per il giorno della memoria, e almeno una dozzina di queste ha partecipato attivamente anche il nostro istituto. Quindi sì, diciamo, non vorrei ripetere cose già dette. Così come anche sul tema, naturalmente negli ultimi anni si è studiato molto sul tema delle persecuzioni anti-ebraiche in Italia. Non era facile trovare in qualche modo uno spunto, una prospettiva nuova. Credo che Antonio Spinelli ci sia in qualche modo riuscito, spostando l'attenzione sulla quella categoria particolare che sono gli ebrei stranieri, quindi doppiamente esclusi e doppiamente perseguitati dal regime fascista in quanto di cittadinanza straniera e in quanto ebrei. Questo permette in qualche modo agli studi di Antonio, ma alla discussione in generale, intanto di estendere l'arco cronologico e poi anche di complicare il quadro, nel senso di rendere conto di un quadro particolarmente complesso. Estendere l'arco cronologico perché rispetto alle 2 date canoniche di cui si parla a proposito delle persecuzioni razziali in Italia, che sono naturalmente il 1938 con le leggi razziali o razziste che dir si voglia, e quindi l'inizio della persecuzione, e il 1943 con la deportazione, l'inizio della deportazione e dello sterminio. Qui si va indietro nel tempo, almeno fino al 1933, quando l'avvento del nazismo in Germania crea un fenomeno di migrazione degli ebrei tedeschi in Italia, che vedevano l'Italia fascista come una possibilità di salvezza. E poi ci sarà tutta una serie di vicende, nel 1938 appunto l'espulsione degli ebrei stranieri dall'Italia, e poi appunto nel 1940 invece il loro arresto, internamento, eccetera. Ma naturalmente di tutte queste cose ci parleranno più diffusamente appunto Maria Teresa e Antonio. L'ultima cosa che vorrei sottolineare di questi studi, che risulta chiaramente da questi studi di Antonio, è il ruolo della burocrazia, di una burocrazia che lui stesso definisce giustamente kafkiana, cioè come le decisioni spesso arbitrarie, incomprensibili o casuali della burocrazia determinassero i destini di queste persone, dove naturalmente il destino significava la differenza tra la vita e la morte. Ecco, qui mi fermo e lascio la parola a Maria Teresa. Grazie. Buongiorno, grazie. Sì,
Abbiamo poco tempo, perciò io farò alcune mie considerazioni come lettrice, diciamo, iniziali, e poi farò delle domande ad Antonio, e ad Antonio risponderà in maniera abbastanza sintetica. Ecco, dico subito che quindi i libri sono questi, appunto, Vite nell'ombra, di cui Antonio Spinelli è autore, e Ebrei stranieri in Veneto, di cui è il curatore, e ci sono tanti autori che scrivono sulle diverse province del Veneto. Dunque, parto dal libro. È un libro prezioso, non solo perché, come ha detto Giovanni Sbordone, indaga aspetti poco conosciuti, almeno per noi, per me, diciamo. Tra l'altro Antonio vede tantissime fonti inedite, almeno così mi sembra, ma perché rende i lettori partecipi della sua riflessione sul mestiere di storico, nella bellissima introduzione al libro che Antonio scrive. Allora, in premessa, guardate, voi aprite questo libro e vi trovate di fronte il dipinto Proverbi fiabinghi di Bruegel, e questo da cui parte per dire che cosa? Come dire, quando si arriva davanti al museo, no, a questo quadro, ci si allontana, no, per cercare di vederne l'insieme, talmente è fitto il brulichio, no, di immagini del quadro, ma in realtà poi bisogna avvicinarsi per comprendere appunto le singole storie che compongono il quadro e coglierne il significato. E quindi è questa un po' la metafora del suo metodo appunto di ricerca storica. Citando Marc Bloch, l'oggetto della storia sono le donne e gli uomini, cioè la pluralità è attenzione al singolo. Quindi c'è questa sottolineatura all'attenzione, diciamo, ai singoli, alle biografie, a questa pluralità che comunque è importante non perdere, anche in relazione alla complessità, alla generalità, no? Dunque è importante la distanza da cui si guarda e cercare una giusta relazione tra le figure e lo sfondo, tra l'irriducibilità di ogni singolo soggetto e anche le relazioni tra i soggetti e il contesto in cui agisce. Il punto di vista scelto da Antonio è la periferia, cito, politica e umana per comprenderne la singolarità, affinché non venga schiacciata dai meccanismi della storia e annullata dalle categorizzazioni. Appunto lui analizza i fascicoli del Ministero dell'Interno conservati all'Archivio Centrale dello Stato, gli archivi delle prefetture, gli archivi dei comuni e via di seguito, quindi molte fonti, diciamo, appunto, no, prodotte da quella burocrazia. E da questa prospettiva ribaltata leggere il centro dalla periferia, ecco. Quindi qui, oltre, diciamo, alla storia delle singole vite, quindi delle biografie, c'è anche la storia locale, le storie locali in relazione alla dimensione nazionale e alla dimensione europea e internazionale della storia. E questo sguardo è importante per lo storico, per la storica, io mi ci riconosco pienamente, perché rende possibile leggere l'imprevisto, i margini della scelta o della non scelta. Infine, l'avvertenza è, avvicinandosi appunto ai vissuti, evitare il rischio di usare i vissuti degli altri per dimostrare i propri assunti, ma porsi in ascolto. Sottolineo, porsi in ascolto. Cito, solo dedicando attenzione a ogni storia si possono, forse, comprendere dall'interno i percorsi personali e i processi istituzionali. Ecco, con queste avvertenze penso debba essere letto questo libro. Allora, primo giro di domande relative proprio al metodo della ricerca. Ho detto, il merito del libro è indagare, è stato detto, aspetti poco noti delle conseguenze delle leggi razziali e dell'antisemitismo.
flussi migratori verso l'Italia e la presenza di ebrei stranieri in Veneto. L'arco cronologico si allunga, come ha detto Giovanni, all'indietro, e ci sono eventi periodizzanti che sono il 33, il 38, 39, il 40, il 41, l'occupazione della Jugoslavia da parte dell'Italia e della Germania, e di questo magari poi qualche precisazione, cioè questo è il quadro, diciamo, all'interno del quale poi avvengono i fatti raccontati, gli eventi raccontati. E usa tutte le fonti disponibili per ricostruire questo, che le fonti d'archivio, abbiamo detto, le fonti burocratiche, no? Prodotte dalle varie istituzioni ai vari livelli gerarchici, ma anche archivi privati e testimonianze. Ecco, io chiederei, anche a me ha colpito questa riflessione molto importante che Antonio fa sulla burocrazia, avendo appunto anche analizzato fonti prodotte dalla burocrazia, che tra l'altro, devo dire, la burocrazia produce una massa di documentazione e quindi succede, no, nelle ricerche di queste vite, penso al libro che abbiamo pubblicato l'anno scorso sulla storia di Olga Blumenthal, della quale l'autrice Emilia Piatini è partita da pochissima documentazione trovata nell'archivio di Ca' Foscari, ma la maggior parte della documentazione relativa alla sua storia l'ha trovata nel periodo della persecuzione, quando appunto contro di lei si sono accaniti, no, questi funzionari, ecco, e quindi questo insomma si evince anche in questa ricerca. La burocrazia produce una massa di documentazione su questi fatti. Quindi la prima domanda che ti faccio, ti direi brevemente di chiarire questo ruolo della burocrazia figlia della modernità, la weberiana razionalità tecnica, nelle pratiche di persecuzione, e le tue considerazioni, cioè questo fatto, è stato scritto molto su questo ovviamente, no? E Antonio poi cita questi riferimenti da Bauman ad altri, l'essere un elemento dell'ingranaggio che consente la deresponsabilizzazione. Ecco, ti lascerei intanto rispondere a questo, e dopo facciamo una... L'essere un elemento dell'ingranaggio che consente la deresponsabilizzazione. Ecco, ti lascerei intanto rispondere a questo, e dopo facciamo un altro giro. Sì, ci sentiamo, sì. Grazie dell'invito, grazie alla Biblioteca Marciana, all'Istituto Veneziano e a tutti voi per essere qui. Per queste prime annotazioni ci richiamano moltissimi riferimenti sociologici, filosofici, oltre che storici. Lasciatemi dire innanzitutto che studiare la storia attraverso le vite non è semplicemente, è anche ovviamente il tentativo di ridare nome e dignità alle persone che sono state spersonalizzate nel processo nazifascista. È innanzitutto questo, ma è anche il tentativo di vedere la politica in atto, la politica in azione, la politica nel gioco delle necessità, nel gioco del contingente attraverso gli occhi di queste persone. In pratica studiare i fascicoli personali significa anche avere uno sguardo nuovo su ciò, sulle intenzioni del fascismo, su ciò che il regime, e non soltanto ovviamente del fascismo, ma anche dei governi e dei regimi del centro-est dell'Europa, perché è soprattutto questa la zona geografica di cui stiamo parlando relativamente agli arrivi di queste persone. E quindi attraverso queste vite noi vediamo il rapporto, perché noi pensiamo che tutto stia dentro un rapporto di alto-basso, no? Cioè di ordine che viene impartito. Sicuramente c'è questo, che viene impartito ai gangli vitali della macchina burocratica, quindi le prefetture prima di tutto, e poi i podestà. Ma in realtà esiste un altro gioco che complica la situazione, che è quello innanzitutto tra l'Italia e gli altri paesi.
e quindi i rapporti internazionali. Poi c'è il rapporto tra vittima e aguzzino, tra persecutore e perseguitato, che si mette in gioco e che si può vedere. C'è il tentativo raramente riuscito di avere un contatto. Quando Giovanni citava Kafka, io ci ho visto alcuni passaggi evidenti del Castello. Cioè questo tentativo di avere un contatto, di comunicare con coloro con cui non è possibile in realtà comunicare. Trovare un interstizio amministrativo, un piccolo spiraglio all'interno della normativa. E quindi significa che gli internati studiavano, che gli internati o gli ebrei, gli migranti, gli ebrei in fuga si informavano su quanto accadeva. Entrare e comprendere le 1000 svolte e i 1000 labirinti di una legislazione che a un certo punto butta in un inferno burocratico queste persone che dovevano avere a che fare con un'interpretazione, no? E quindi un'identificazione: dove sono io rispetto alla norma? Dov'è la mia vita? Dov'è la mia identità? Quanto la mia identità viene ridefinita dalla norma stessa? Che ne è di me in base al lavoro, al mio arrivo, alla data del mio arrivo, alla persona con cui sono sposata, ai documenti che ho perso o che ho avuto, alle cose a cui ho rinunciato o che ho acquisito? Ecco, in questo, no, magma, perché è una questione magmatica, non è di semplice definizione, all'interno di questa struttura la burocrazia da una parte deve adattarsi alle situazioni. Noi pensiamo appunto il fascismo e il nazismo come qualcosa di monolitico e fermo, e così come pensiamo alle vittime come qualcosa di sostanzialmente definito. In realtà nel momento in cui queste due, chiamiamole entità, ma insomma tra migliaia di persone e i regimi, quando si incontrano, noi vediamo modificazioni reciproche, il che non significa né annullamento delle leggi razziali, no? Né allentamento delle disposizioni, ma significa avere a che fare con le situazioni che si vengono a creare di volta in volta. E questo rende la questione sempre più difficile da interpretare e spesso ci porta anche, ci spinge verso una serie di domande molto importanti, ad esempio sulle decisioni che prende il fascismo, sulle responsabilità del fascismo stesso, soprattutto in alcuni tornanti di cui poi parleremo sicuramente. Sì. Mi fermo perché sennò... Sì, certo, perché dobbiamo andare... grazie. Sì, ti direi di soffermarti un po' sull'aspetto quantitativo, perché anche questo per esempio a me ha colpito. Insomma, un numero consistente di ebrei stranieri che arrivano in Veneto, già in epoca precedente, ancora primi anni del Novecento, poi il 1933, con ovviamente soprattutto dalla Germania, quando gli ebrei cominciano a sentire che la vita in Germania diventa difficile se non impossibile, e poi il 1938 con l'Anschluss, quindi con gli ebrei austriaci che fuggono dall'Austria. Non lo so, vedere le mappe che sono pubblicate qui colpisce molto. Sono distribuiti in tutto il Veneto, in tutte le province venete, e addirittura tu definisci la regione Veneto un gigantesco e puntiforme sistema concentrazionario. Quindi ti direi di dirci qualcosa su questo, anche perché sappiamo poco. E poi dove sono questi ebrei? Perché in realtà è molto diffuso l'internamento libero, quindi più che nei campi di internamento.
internamento libero nei piccolissimi comuni di montagna, di campagna, dove non possono dar fastidio, dove non possono avere molti contatti, mentre si evitano le grandi città, soprattutto le città portuali, no? Come Venezia, così come Trieste, eccetera. E poi ti chiedo, ti faccio tutte le domande insieme, no? Il rapporto con la popolazione locale, il rapporto con l'autorità locale, come è molto dinamico questo rapporto, no? Per esempio, dici, in realtà il divieto di avere rapporti con la popolazione è disatteso, no? Insomma, ecco. Poi la rete di soccorso della comunità ebraica, in particolare di Padova e Venezia, le comunità ebraiche di Padova e Venezia, perché questi ebrei che arrivano in Veneto e che vengono appunto mandati dislocati in questi comuni, spesso anche in montagna, appunto, no, in luoghi abbastanza sperduti, sono comunque assistiti anche finanziariamente, diciamo, perché il sussidio era insufficiente, forse quello che loro avevano di per sé era insufficiente, eccetera, eccetera. Per questo ti direi di raccontare qualcosa su l'adozione che le famiglie ebree italiane vengono invitate ad attuare nei confronti di queste famiglie straniere. C'è il caso della nostra Franca Polacco, cioè della famiglia Jarak, che adotta la famiglia Mskowski, e la storia delle due ragazze, no, di Franca e Rosa, che tra l'altro fanno insieme il Bat Mitzvah, insomma, no? E Franca infatti lo ricorda questo. L'ultima domanda di questo giro, chi sono gli ebrei stranieri in Veneto? Un po' la loro identità sociale anche, no? In particolare Padova mi ha colpito perché ci sono tanti studenti universitari, cioè tanti giovani che arrivano per studiare all'Università di Padova e poi però anche si laureano e poi quindi magari poi vanno a fare i medici, entrano nelle professioni oppure sono imprenditori, eccetera. Ti chiedo magari di esemplificare questo scegliendo alcune storie, una o due storie, non di più, in modo da tenerci, diciamo, nei tempi, perché mi rendo conto che le cose sono tante. Sì, sono una cinquantina di... No, scherzo. Sì, no, hai toccato esattamente i punti cruciali. Queste sono alcune delle persone che hanno attraversato la storia del Veneto, la storia dell'Italia, e hanno attraversato l'Europa. Qui dentro, in queste fotografie, trovate famiglie, destini, itinerari, percorsi che raccontati uno per uno suscitano forse sorpresa, forse indignazione e comunque sempre quasi un'incredulità. Allora, i Mstovski sono quelli in basso, la famiglia qui al centro dell'immagine. Qui dentro avete persone che sono state in provincia di Padova, di Vicenza, di Verona. Chi sono queste? Perché è necessario retrodatare la nostra cronologia? In realtà lo è sempre necessario, no? Andare a scavare più indietro per capire esattamente quali sono le radici delle cose che raccontiamo, ma in questo caso è necessario proprio perché alcuni arrivano e si spostano ai primi del Novecento. Ci sono ungheresi, polacchi che lasciano le proprie città, i propri villaggi già agli inizi del Novecento. Molti di questi, come i Lipschitz che vedete in alto a destra, Eugenio e la sua famiglia, sono persone arrivate a Fiume già prima della guerra, diventano italiani per questo e poi si ritrovano a vivere una serie di disposizioni anche molto contraddittorie da questo punto di vista. Altri arrivano successivamente negli anni 20, negli anni 30. Sono percorsi, quindi in realtà abbiamo scritto 33 perché ovviamente è una data simbolica molto forte, quella dell'arrivo di Adolf Hitler al potere, e perché sicuramente i flussi migratori aumentano. No? Klaus Voigt ha conteggiato in pochi anni 13.000 arrivi solo in Italia. Ovviamente l'Italia non era
la tappa delle tappe, diciamo, non era il luogo dove rimanere. Spesso molti andavano verso la Francia, verso l'Olanda, la Svizzera se riuscivano, molti volevano sinceramente andare oltreoceano e molti altri in Palestina. Allora gli anni 30 diventano un gigantesco tentativo di uscire dalla trappola delle disposizioni naziste e poi fasciste. Per molti no, diciamo che per diversi ebrei questa cosa riesce. Vorrei ricordare che anche diversi ebrei veneti dopo le leggi razziali partono. No, io ho studiato soprattutto il caso di Padova, ma ho trovato persone in Brasile, in Argentina, nella stessa Palestina stessa, quindi c'è un'immigrazione degli ebrei italiani, ci sono questi flussi degli ebrei stranieri. Siamo negli anni in cui che non bisogna aspettare il 35, io ve li mostro attraverso questi documenti, questi sono documenti già del 34, 33, 34, cioè non bisogna aspettare le leggi di Norimberga, queste persone si mettono in movimento e il fascismo comincia a schedarle, prima delle leggi razziali, le scheda in quanto ebrei, le scheda in quanto stranieri. Gli anni 30 diventano una trappola, dicevo, perché siamo tra le disposizioni nazifasciste e il fallimento della conferenza di Evian, per intenderci. Okay? Siamo tra navi come la St. Louis che nel maggio 39 cerca di raggiungere Cuba o gli Stati Uniti, ma viene respinta e deve tornare indietro. Va bene, ci sono addirittura ebrei che poi arrivano in Veneto, ebrei stranieri che arrivano in Veneto, che si erano messi in movimento prima, prendendo battelli al fine di attraversare il Danubio. Ci sono storie incredibili, persone che cercano di attraversare il Danubio per raggiungere il Mar Nero, in modo tale poi attraverso gli stretti, raggiungere l'Egeo e arrivare in Palestina. Ci sono naufragi. Una di queste navi viene soccorsa da una nave militare italiana. Vengono portati a Rodi, all'epoca territorio sotto controllo italiano, e poi internati in Italia in quanto ebrei stranieri. Arrivano nel campo di concentramento di Ferramonti di Tarsi. Quindi capite che cosa si sta muovendo a livello europeo? E in questo movimento noi troviamo addirittura un documento veneziano che secondo me è molto interessante, che è del 2 giugno 33. Quindi non stiamo parlando di 38-39, no? È la comunità ebraica di Venezia che vede questo flusso, questo succede anche a Padova e a Verona, ma sono soprattutto Padova e Venezia che osservano questo movimento, perché questi ebrei stranieri cercano ovviamente di raggiungere quelle comunità dove magari possono trovare una sistemazione, dove possono trovare un lavoro, oppure luoghi dove poter studiare. Ecco la centralità di Padova da questo punto di vista. E qui vedete la comunità che dice questa frase che secondo me è importantissima: invita tutta la comunità alla raccolta dei più larghi e urgenti soccorsi possibili a favore degli ebrei di Germania, perché inizialmente stiamo parlando soprattutto di tedeschi. Però io vorrei ricordare che quando parliamo di ebrei di Germania spesso parliamo di ebrei ex polacchi o ex cechi, eccetera, che nel frattempo si erano spostati in Germania. No? I Mostowski, ad esempio, fanno questo già dagli anni 20. Erano polacchi spostatisi in Germania. E poi dice, caduti inopinatamente ed in massa sotto il peso di una rozza persecuzione che nei giorni presenti non si sarebbe creduta possibile. C'è lo stupore, c'è l'indignazione della comunità ebraica di Venezia, c'è tutto, no? Lo scandalo. E poi insistono in questa relazione: uomini insigni nelle arti e negli studi sono messi al bando dalla civiltà a cui dettero il fiore del loro ingegno geniale. Ovviamente la comunità ebraica di Venezia e quelle di Padova appunto si mettono in moto perché bisogna trovare fondi, raccolgono fondi, anche semplicemente per pagare il biglietto del treno affinché raggiungessero Genova o Trieste, da dove partivano le navi, per raggiungere ad esempio la Palestina. I Lipschitz, che vi ho citato prima, Eugenio ha la forza e il coraggio e la lungimiranza di prendere i suoi 2 figli maschi e di metterli su una nave prima che tutto precipitasse. Quindi questa famiglia si disgrega, esplode praticamente,
perché Magda, la figlia, poi si sposa e si sposta in Toscana. Rimane questo uomo solo che in quanto maschio viene arrestato e portato a Campagna, provincia di Salerno, campo di concentramento, e mentre i figli maschi sono a sicuro. Questa lungimiranza che non è un colpo di genio, dipendeva dalle situazioni, se era possibile, se non era possibile, se il mandato britannico permetteva alle navi di attraccare. D'accordo? Ecco, in questa situazione quei due ragazzi si salvano. Lui e sua moglie saranno arrestati, tenuti a San Sabba e poi deportati ad Auschwitz, dove moriranno all'arrivo. Si salva Magda perché con il marito si nasconde in altre zone. Quindi capite che questi sono gli anni già decisivi per moltissime persone. Alcuni lavorano a Venezia, trovano qualche lavoro, altri studiano. Velocemente vi faccio vedere una storia a cui tengo molto perché sono riuscito tramite i documenti e tramite la testimonianza della figlia Roberta, la figlia di Oscar che vive in Italia, a mettere insieme molti dettagli di questa storia. Questa è la famiglia Schollosi-Hartmann. Oscar era arrivato a Padova per studiare ed era un ebreo ungherese, un ragazzo a cui non veniva consentito di iscriversi all'università, perché in Ungheria c'erano già alcune norme, ad esempio, che prevedevano l'iscrizione in base alle quote. Quindi se gli ebrei sono l'X% della popolazione, solo l'X% di ebrei potevano iscriversi all'università. Lascia, ma sono tantissimi, se andate all'Università di Padova nell'archivio, sono decine i fascicoli di ragazzi ebrei stranieri, decine. Credo un centinaio, quasi tutti maschi, ma ci sono anche ragazze in questo flusso, diciamo, di ragazzi che hanno voglia di studiare, no? E lo fanno tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, cioè sotto il fascismo, quando il fascismo osserva, controlla, scheda, ma non respinge. Quindi siamo prima del 38. Questo Oscar arriva a Padova, si laurea in medicina e chirurgia, sono quasi tutti iscritti a medicina e chirurgia. Gli ebrei padovani, italiani padovani, invece si iscrivevano soprattutto a giurisprudenza, lettere. Ho notato nei documenti questa scelta insomma, non per tutti era così. E a Padova si innamora di Adele, che è una ragazza che è ungherese, arrivata con tutta la famiglia perché la sorella Ilona doveva studiare. Anche lei medicina e chirurgia, si sposano a Padova e a Padova nasce il loro bambino, che è quel ragazzino che qui vedete un po' più grandicello, e lo chiamano Ivan Italo. Non ho da aggiungere niente su questo. Quando arrivano le leggi razziali, la legge del 7 settembre è la seconda legge razziale, del Regio Decreto Legge dopo quella sulla scuola, poi discusse dopo la dichiarazione della razza di ottobre, convertite in legge, no? Le leggi di novembre, eccetera, eccetera. Il 7 settembre del 38 si decide che questi ebrei stranieri devono essere espulsi entro 6 mesi. Chi sta mandando fuori dal confine il fascismo? Sta mandando fuori loro, sta mandando fuori, adesso non ho il tempo di raccontarvelo, ma molti ebrei stranieri, tedeschi e austriaci, che dopo la Pogromnacht erano stati già a Buchenwald e a Dachau, e loro lo dichiarano. Cioè loro quando entrano in Italia dicono al prefetto, alla questura, da quelli da cui vengono fermati, guardate che a noi è successo questo. Voi dite, ma questo lo dicono loro, ma Mussolini non lo sapeva. Mussolini lo sapeva benissimo perché vi invito, ovviamente noi vi invitiamo a leggere il libro di Marcello Pezzetti sui documenti delle ambasciate e del Ministero degli Affari Esteri. Il fascismo è sempre stato al corrente, il Ministero degli Interni Benito Mussolini, su tutto quello che accadeva all'estero, violenze, sinagoghe bruciate, aggressioni, Buchenwald, Dachau, tutte queste cose qui. Era tutto nelle mani del potere italiano. Vengono espulsi. Alcuni tentano di rimanere con vari escamotage. Devo fare i documenti per gli Stati Uniti. I Mstovsky fanno questo. I Mstovsky, che arrivano attraverso percorsi incredibili, dicono lasciateci stare un altro po', forse ci fanno entrare negli Stati Uniti.
Allora il fascismo dice sì, d'accordo, l'importante è che poi voi ve ne andiate, no? Poi non ci riescono e quindi restano in Italia. Loro tornano in Ungheria, ci tornano costretti a tornarci e tutto quello che ne viene dopo, se non è una conseguenza diretta, comunque è legata a doppio filo alle decisioni del fascismo italiano. Lo è perché lui viene subito dopo utilizzato nei battaglioni di lavoro forzato dell'esercito ungherese e poi con l'invasione da parte della Germania, delle truppe tedesche dell'Ungheria nella primavera del 1944, tutta la famiglia, le due famiglie, Schollosi e Hartmann, le due famiglie vengono prese, portate nei ghetti. Nel frattempo, nel 1942, è nata Agnes, la bambina col fiocco. Queste due famiglie vengono portate nei ghetti ungheresi e da lì ad Auschwitz. Lui viene separato dalla famiglia, era già stato separato proprio perché è utilizzato come lavoratore schiavo, viene portato a Mauthausen. Tornano dai campi di concentramento sterminio, tornano soltanto Oscar e la cognata Elena, quella che aveva fatto conoscere la sorella Adele, la moglie, a Oscar. Tutti gli altri vengono uccisi al momento dell'arrivo o comunque muoiono nelle settimane o nei mesi successivi. Ecco, queste sono le dinamiche che si mettono in gioco. Ma basti pensare a un esempio molto più conosciuto, forse alla moglie di Luigi Meneghello. Katia Bleier si separa da Olga, la sorella. Olga e il marito Eugenio Varnai decidono di spingersi dopo l'attacco italo-tedesco dell'aprile del 1941 alla Jugoslavia verso il mare, verso la costa, mentre Katia con la madre e gli altri fratelli tornano in Ungheria e finiscono ad Auschwitz. La sorella finirà internata in provincia di Vicenza, in questo internamento nei comuni. Quindi sono storie su storie che si incrociano e che non hanno una bussola. Sono persone alle prese con delle scelte di separazione, scelte difficili, scelte di affidarsi a intuizione o alle notizie a disposizione che spesso non erano molte. Quando Elena torna da Auschwitz, la prima cosa che fa insieme a Oscar è tornare a Padova, perché il Veneto è il luogo dove è sbocciata la loro adolescenza, la loro giovinezza, dove hanno fatto i loro studi. E la prima cosa che fa Elena, in realtà lo fa diversi anni dopo la guerra. Comunque a un certo punto c'è questo documento che si trova all'archivio dell'Università di Padova in cui lei scrive al magnifico rettore, l'abbiamo messo in venetica perché davvero è un documento straziante, in cui lei diversi anni dopo scrive al magnifico rettore dicendo: ho bisogno del duplicato del mio certificato di laurea che ho perduto con la mia valigia nel campo di Auschwitz, di cui serbo il ricordo con il numero tatuato sul braccio sinistro. Lo dichiara. E una cosa che mi ha ancora più impressionato è che, avendo paura di non essere creduta, va da un notaio di Padova per farsi certificare che quello che lei dice ha un valore. Voi immaginate se possiamo dare carta bollata, un valore di carta bollata alla memoria. E non so se ho risposto a tutte le cose che mi hai chiesto, ma però per farvi capire, sì, volevi sapere di... Beh, sì, di Franca e Rosa. Ci arriviamo, sì, è che sono in un secondo momento della storia. Eccole qua. Sì. Rosa Polacco la conoscete? No, Rosa è la... Scusa, Franca Polacco la riconoscete nella foto? È nostra amica. Sì, no, chiedo quale delle due? Quella con le trecce lunghe. Quella con le trecce, esatto. Questo è un caso eccezionale. Sì. È un caso eccezionale perché, chiedo scusa ma devo fare questo, Sì. Quando i campi di concentramento voluti dal fascismo nel 1940, altra data chiave della politica fascista nei confronti degli ebrei,
per cui Mussolini desidera che si preparino campi di concentramento per gli ebrei in caso di guerra, e lo fanno. Sono soprattutto nel centro-sud. Nei campi di concentramento ci finiscono ebrei italiani, ritenuti pericolosi. Io vorrei ricordare i fratelli Jaffe, ho una foto di Padova, vorrei ricordare Aboaf, nativo di Venezia, ma era a Roma, che viene messo in un campo di concentramento nel 1942 perché si rifiuta non sottostà totalmente alle regole previste per la mobilitazione civile degli ebrei, no? Cioè, che è una cosa anche abbastanza normale da pensare, no? E viene messo in un campo di concentramento. Gli ebrei stranieri vengono nella quasi totalità messi nei campi di concentramento. Perché stranieri? Quindi perché da controllare, in una logica per cui lo straniero è un possibile appartenente a uno Stato nemico. Ecco, la situazione che si crea in Veneto è questa: quando i campi sono pieni si comincia questo gioco tra campi e internamento nei comuni. E il Veneto, perché regione concentrazionaria? Perché il Veneto diventa un luogo di circa 100 comuni di internamento, 1408 ebrei stranieri internati, ma è anche il luogo dei campi di Monigo, di Chiesa Nuova per gli slavi, è anche il luogo dove vengono internati i congiunti di ribelli, che sono le donne, le madri e i figli degli jugoslavi ammazzati nei rastrellamenti dei fascisti nei territori jugoslavi. Insomma, diventa un luogo, addirittura abbiamo trovato i religiosi maltesi internati, perché appartenenti a Malta e quindi nemici. Ecco, il Veneto diventa questo luogo incredibile, in questo luogo incredibile, a piove di sacco, finiscono i Mstovski. Allora, qui il problema è, in un campo di concentramento tu puoi controllare gli ebrei, li sorvegli, stanno lì dentro. In un comune di internamento ovviamente la situazione diventa più fluida, perché i contatti con la popolazione ci sono, spesso ripresi, ci sono fidanzamenti interrotti, storie di amicizia riprese, ebrei stranieri che vengono inviati indietro a Ferramonti perché puniti per i loro atteggiamenti. Ci sono, è vero, podestà un po' più, come dire, malleabili. Forse uno di questi è quello di Piove, perché dà il permesso a Rosa Mstovski, che oggi si chiama Rosa Stavsky Ivankovsky, va tutto bene, ce la possiamo fare a pronunciarlo, vive negli Stati Uniti in questo momento e la vedete, le viene dato il permesso. E qui si apre un capitolo, il capitolo da sogno di questa bambina, perché Franca Polacco, con cui si scriveva, perché le comunità ebraiche italiane tentavano di far diventare amici di penna, chiamiamoli così, i bambini stranieri, ebrei stranieri, con quelli italiani. La invita, dice: io devo fare il bat mitzvah, vieni anche tu che hai la mia stessa età più o meno. E questa, innanzitutto Rosa ha detto: io non sapevo cosa fosse. Nel senso che non c'era evidentemente nella tradizione della sua famiglia, e vive questa giornata a casa di Franca, vive questa giornata, lo accompagna il fratello, quello più piccolo, che vedete quel ragazzino con gli occhi dolcissimi da quella parte sulla sinistra, e poi lo raggiunge anche la famiglia, viene dato il permesso a tutta la famiglia. Questa è una cosa davvero rara durante l'internamento. E rimane la famiglia poi torna, okay, perché hanno il foglio di via per ogni cosa che devono fare, loro hanno il foglio di via per andare, tornare, devono presentarsi alle autorità, dimostrare di essere arrivati, dimostrare di essere tornati, eccetera. E lei sta lì, vede questa casa, vede questo cibo e racconta una cosa che secondo me è molto importante, e cioè il momento in cui la famiglia Polacco viene a conoscere la storia dei Mstovski. Cioè si rendono conto di che cosa sta accadendo in Europa. Probabilmente i polacchi lo sapevano già, in qualche forma, però si rendono conto, cioè toccano con mano queste famiglie che da anni sono in cammino
perché avevano lasciato la Polonia già da molti anni, erano andati in Germania, erano diventati cittadini tedeschi, erano stati espulsi dopo la notte dei cristalli, erano stati abbandonati lungo il confine polacco, erano rientrati, poi erano fuggiti verso l'Italia. Ecco, tutte queste manifestazioni, tutta questa storia, loro la vengono a capire, a sentire. E siamo già nel 43 qui, cioè siamo già al limite ormai di un'altra storia. Sì, grazie. No, la cosa bellissima è che noi conosciamo la storia dalla testimonianza di Franca e adesso abbiamo la testimonianza di Rosa, quindi le due testimonianze si incrociano, quindi insomma una cosa sulla quale varrà la pena lavorare. Sì, ci sono altre fotografie di Venezia con le due bambine, con le famiglie. Adesso anche fotografie che provengono dall'archivio di Franca, tra l'altro, e Franca che racconta di questa amicizia che poi dura nel tempo, perché anche poi si scrivono quando loro sono in America, eccetera. Ma la cosa interessante è quello che hai detto tu, che dice anche Franca, che loro, il padre ha capito, loro avevano capito il pericolo che alcuni veneziani hanno sottovalutato purtroppo, già prima del 30 novembre, del 1 dicembre, certo. ecco, dell'ordine Buffarini Guidi, proprio perché conoscevano l'esistenza di queste famiglie che erano scappate, quindi conoscevano il pericolo, e poi anche perché il padre aveva saputo del rastrellamento del ghetto di Roma, e quindi loro se ne vanno in Svizzera, se ne vanno prima del novembre, diciamo, già nell'ottobre. Molto molto interessante, ti ringrazio per questo. Adesso io ti faccio l'ultima domanda, perché vorrei lasciare spazio alle domande da chi ci ascolta, che penso ce ne saranno molte. Il rapporto tra gli ebrei stranieri e la Resistenza. Sì. Scusate, ma in particolare se ci dici qualcosa su Brigitte Lowenthal, che è una bellissima figura di partigiana veronese, ci arrivo. che io amo molto. Io vado in giro con questi file lunghissimi, ma ce la posso fare. Ecco. Ok, sì, questa è una cosa che è tutta da costruire. Allora, noi sappiamo della partecipazione degli ebrei italiani alla Resistenza, e secondo me è una cosa ancora molto sottovalutata, ancora molto sottaciuta, che andrebbe portata molto di più in primo piano. Ma sappiamo praticamente nulla, credo, sulla resistenza degli ebrei stranieri alla Resistenza, perché ovviamente un ebreo straniero in quelle situazioni spesso gli ebrei venivano internati, erano famiglie intere che si erano mosse, d'accordo? C'erano bambini piccoli o c'erano i genitori, quindi mettersi a fare il partigiano quando hai una famiglia o quando hai una situazione particolare diventa anche difficile e pericoloso. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di persone che o fanno la resistenza negli stessi territori in cui erano stati internati, noi ne troviamo alcuni nel Vicentino, alcuni nel Padovano per esempio, o di ebrei stranieri che erano stati internati altrove. Per esempio qui vedete a sinistra, alla vostra sinistra, durante i festeggiamenti della liberazione di Teramo. Questa già la fotografia stupisce, no? Un ebreo polacco, Fajvel Szajkowicz, che uno dice, Fajvel Szajkowicz, laureato in medicina e chirurgia a Padova, medico all'ospedale di Rovigo, arrestato, spedito nel campo di Isola del Gran Sasso e dopo il 43 diventa partigiano. Ovviamente qui vediamo una situazione di una persona sola, nel senso che lui non era sposato, eccetera, però in realtà ci sono situazioni anche di altro tipo. Quindi vediamo sia quelli che restano in zona, sia quelli che si muovono in luoghi diversi. Qui ne vedete altri. I primi studi sugli ebrei stranieri in resistenza sono di Klaus Voigt, sempre lui, il nostro maestro, che ci ha lasciato non molto tempo fa e che vorrei salutare comunque. Ci siamo conosciuti molti anni fa, è una persona gentilissima e che ha aperto la strada sugli studi relativi ai flussi migratori degli stranieri e agli ebrei stranieri in Italia. Alcuni erano stati già individuati, altri arrivano. Arrivano per esempio Leon Steinlauf, che è internato in provincia di Vicenza e viene ucciso dai fascisti durante un rastrellamento. Questo Mordechai Davidovich,
che è lo stesso di questo signore con il cappello, croato, viene internato in Italia e in Italia conosce questa ragazza con cui sta sotto braccio, la vedete? Si chiama Anna Maria Filippi Farmar, che mi hanno detto che si dice Farmar e io dall'epoca, perché su a Valli del Pasubio l'accento, io obbedisco perché non voglio sbagliare gli accenti, Farmar, che è una ragazza del posto che si innamora di questo ragazzo, più grande di lei. Nasce questa storia d'amore durante l'internamento, scandalo. Totale. Questi due vengono divisi, prendono lui, lo mettono in un altro luogo di internamento, eccetera. Arriva il periodo della Resistenza, i due si rincontrano, diventano partigiani tutte e due, perché ho trovato anche il fascicolo da partigiano di Anna, da partigiana, e dopo la guerra, sopravvissuti a questo periodo terribile, dopo la guerra si sposano. E questo non è per il lieto fine, questo è per dire che c'è anche l'amore che esiste anche la bellezza, l'amore nella guerra, esiste anche la bellezza di poter stare insieme, anche provenendo da storie molto diverse. Qui dentro trovate Silvio Barabas, provincia di Treviso, entra nella Resistenza, viene arrestato, condotto ad Auschwitz, sopravvive. È colui che trovate nominato nella relazione su Auschwitz di Primo Levi, perché Silvio è quello a cui Primo Levi chiede dati circostanziati sull'apertura del campo e sui momenti della liberazione del campo. Quindi ha un lungo carteggio, poi lui finisce in Canada a un certo punto. Quindi troviamo storie davvero diverse. Brigitte Lowenthal era entrata con la famiglia, come molti ebrei stranieri, prima delle leggi razziali. Loro hanno una storia un po' particolare, una storia di editori, tipografi a Berlino, che si trovano in Italia e hanno un primo aiuto da Mondadori. Ed è il motivo per cui li troviamo poi a Verona, perché il motivo per cui sono lì è questo. Per una serie di circostanze, perché ecco, l'internamento scattava in alcune circostanze, ma se tu potevi dimostrare di essere entrato prima del 1° gennaio 19, se potevi dimostrare di avere la città, insomma ci sono tutta una serie di combinazioni legislative di quell'inferno di cui vi ho parlato prima, inferno burocratico, probabilmente ecco, c'erano alcune condizioni che permettevano, e la ritroviamo nella Resistenza, la ritroviamo in una storia di cui non andiamo a dire il finale, perché è tragica per quanto riguarda i genitori, quello che accade ai due genitori, ed è importante per la sua scelta di unirsi a un partigiano e a un gruppo di partigiani. E poi è il suo amore, che poi è... Sì, ok, questo lo possiamo dire, che è comunque l'uomo della sua vita e lei la donna della sua vita, e che sono entrambi dentro questa storia di resistenza. Posso citare Strasser, Andrea, velocemente, quello nel documento dei partigiani, lo vedete? Qui in alto a destra, perché è uno dei pochi che aveva una famiglia. Lui fu internato con la moglie e la figlia. Vengono nascosti a Vicenza e poi riescono a tornare a Milano, e a Milano, in una situazione caotica, in una situazione pericolosissima, lui decide di entrare come medico partigiano nei GAP di Milano. Viene arrestato, portato a San Vittore. Quindi capite, soltanto che siamo in un periodo molto in là, cioè nel senso siamo già verso febbraio del 45, e quindi non viene deportato. Però davvero sono storie che si intrecciano con quelle degli ebrei italiani, con la storia italiana, con la storia europea, e che quindi ci permettono di capire molto e in profondità quello che stava accadendo. Grazie, abbiamo capito molto bene dell'importanza di avvicinarsi alle storie e alle biografie, questi intrecci. Abbiamo qualche minuto e vorrei dare la parola appunto per interloquire direttamente con Antonio, insomma, fate pure delle domande ad Antonio. Sì. Spiller? Sì. Ciao.
È Spiller lui, no? Come si chiama di nome? Giorgio Spiller, se non sbaglio. Sì, sì, sì. Sì. Hai scritto un libro, no? Anche tu hai scritto un libro. E Sì, il in tuo Shalom paese trovate Canove di Roanna. è Valli del Pasubio, il tuo No. paese? Canove, Canove. Canove di Roanna, dove c'è uno dei gruppi più nutriti di internati, ok? Di tutto il Veneto, quindi non solo del Vicentino. Esatto. Bisognerebbe dargli il microfono. Sì. Sì, è vero, poi ci sono questi rapporti negli anni tra... Sì, come Non so se ti sentono, Giorgio. se vuoi venire anche al micro. Questa cosa che sottolinea Giorgio Spiller è importante, nel senso che ci sono situazioni e scelte, Grazie. vero Sì. Giorgio, che non erano controllabili. No, assolutamente. Cioè un figlio magari che si trovava già internato nei comuni, un padre nei campi del sud, faccio un esempio, no? Si chiede il ricongiungimento nel 41, nel 42, in anni in cui non si può avere contezza, ovviamente, che la scelta di andare verso nord sarebbe stata... Peggio. Sì, e lui appunto scrivono da casa mia e finalmente fa arrivare il padre che non so come ha fatto un'odissea incredibile perché quel naufragio... che poi esistono due bei libri, ho scoperto perché poi ho conosciuto anche il direttore di Nonantola, è venuto a Asiago, non mi ricordo più il nome, e ci sono due libri su questo viaggio incredibile lungo il Danubio. E con la collaborazione, poi mi piace citare anche il medico condotto di Canove, il dottor Urbani, che si spendeva per fare permessi per andare a visite mediche fasulle per poi recarsi alla moschea, scusate, a celebrare i riti religiosi a Padova. Ecco, e poi appunto le persone che seguivano, i due Arbisser, che erano quelli che hanno poi coperto dopo un uragano, erano dei abilissimi lattonieri, e hanno aiutato a ristrutturare tutto il paese con le linguette delle scatolette Liebig lasciate, residuati bellici di quella maledetta guerra che continua a monopolizzare le mie terre. Quindi gli Arbisser hanno mandato i bambini del paese giù in Valdassa dove c'è stato un fronte della guerra, come è tutta guerra la mia montagna, e con le linguette, fondendole, sono riusciti a fare le grondaie non solo della Chiesa ma anche dei maggiorenti del paese. Per cui i maggiorenti del paese, quello che poi è stato anche penalizzato dai partigiani, il commendator Milo, la moglie ha tenuto fatto a battesimo a un ebreo che mi pare Lowenthal, Sì. che succedeva, ce n'è stato anche un altro che poi voleva sposarsi, storia d'amore
ce n'erano, due ma No, ce possiamo n'erano anche di più. sintetizzare così, cioè che da una parte ci sono le autorità e da una parte ci sono i veneti. Che anche le autorità erano venete, ovviamente, no? Ma nel senso che c'erano i fascisti del posto che segnalavano, abbiamo trovato negli archivi tantissime lettere, alcune anonime, altre di segnalazione nei confronti, alcune dicevano ma questi qua passeggiano mentre i nostri figli sono al fronte, no? Quelle solite cose, sono qui ma bisogna sorvegliarli di più, mandateli nei campi di concentramento, che era ovviamente la formula della punizione estrema, cioè quelli del centro-sud. Quindi abbiamo questa suddivisione. Ci sono stati anche alcuni cittadini che si lamentavano che alcuni ebrei appunto passeggiavano, non per forza fascisti, no? o ferventi, anche altri che si sono lamentati. Poi c'era tutto un percorso per cui gli abitanti dove c'era l'internamento ovviamente si incuriosivano, si avvicinavano, si interessavano, conoscevano. E qui è il fallimento, se posso dirlo, di quella operazione di isolamento voluta dal fascismo dagli anni 30. Fallimento non nel senso che poi non sono riusciti a perseguitarli, questo lo hanno fatto, e sono riusciti a perseguitarli prima con i campi, con la mancanza di diritti, con i campi e poi con la deportazione, con la collaborazione negli arresti e nella deportazione. Ma il fallimento di una visione che era stata esplicata già alla fine degli anni 30, in cui si diceva gli ebrei devono essere isolati dalla società. No? Questa era l'intenzione. E l'intenzione era quello di isolare anche gli ebrei italiani, perché i documenti ci portano in questa direzione. Anche gli ebrei italiani dovevano essere destinati ai campi di concentramento. Una serie di vicende storiche, di guerra, di situazioni geopolitiche, militari e forse anche economiche, nel senso che gestire campi, costruire campi era anche abbastanza difficile in quel momento e limitante. Sorvegliarli, certo. Sentiamo, ho visto Renato, forse volevi fare una domanda, Renato? Ah, non si sentiva perché non aveva il microfono. Se c'è qualche domanda, perché credo che tra un po' dovremo chiudere, o anche qualche considerazione o anche qualche testimonianza. Lia? Vieni, no, prendi il microfono. Volevo sapere se aveva trovato che io ho fatto un piccolo studio sulla storia della Dei di Venezia e ho trovato che le donne della Dei, le ragazze, andavano a fare scuola ai ragazzini internati nella provincia di Treviso, in particolare la Giovannina Reinisch. E c'è un encomio, diciamo, della Presidente della Dei a Giovannina, perché questo bambino a cui lei faceva scuola è venuto a Venezia, ha fatto gli esami per passare alla classe successiva ed è stato promosso con ottimi voti. Non so se l'ha trovata questa cosa, comunque gliela segnalo perché è interessante. E quindi in questo modo sono venuta a sapere di questa storia che è interessantissima. Sono curiosissima di vedere il suo libro. Allora, perché questa specifica no, perché ho lavorato di più sui documenti della comunità ebraica di Padova. Per motivi geografici, diciamo, e di vicinanza. Sì, però allora, c'è questa cosa, la piccola Rosa, quella l'amica di Franca Polacco, riusciva ad andare a scuola a Padova, ma ci andava senza permesso. Allora qui si apre un'altra questione magmatica, cioè non potevano andare a scuola, perché gli internati non dovevano uscire dal confine, dal perimetro del comune. Allora, alcuni lo facevano clandestinamente, ok, ci andavano. Oh, va bene. Ad altri venivano dati dei permessi veri, cioè autentici, di andare a fare gli esami. E questa storia qui è la storia di Pietro ed Eva Kapper, internati in provincia di Treviso, che poi finiscono nel campo di Vaux e vengono deportati ad Auschwitz, che andavano appunto precedentemente. Però per esempio ci sono casi di bambini più isolati, penso al Vicentino, al Veronese, al Bellunese, eccetera, dove lì la situazione diventava un po' più difficile, magari si creavano situazioni locali di aiuto. Va bene, questa è un'altra cosa molto bella, non abbiamo il tempo, ma i genitori in continuazione cercavano di far studiare i bambini, perché
Certo, È la cosa la più prima importante. cosa, no? Farli studiare. No, io ho trovato nelle mie ricerche sulla scuola ebraica, nell'archivio della comunità ebraica Renato Maestro, dei documenti, sono dei certificati di identità, quelli che ti ho mandato con tanto di fotografia, eccetera, di ragazzi, sono 4, ma probabilmente erano di più, del gruppo di Asolo, che erano iscritti alla scuola ebraica di Venezia. Loro in realtà non frequentavano perché non potevano, appunto, però No. venivano a fare gli esami e quindi in archivio c'è la documentazione relativa a loro. Erano cosiddetti privatisti. Sì, diciamo. sì, venivano, certo, Diciamo così. si chiamava educazione paterna allora, no? Ecco, studiavano e venivano a fare gli esami con un accompagnatore. C'è anche la lettera di Levi che scrive alla comunità ebraica, no? Dicendo che sarebbero andati a fare esami accompagnati da tal di tali. Quindi sì, ci sono tanti legami. Tra l'altro ce ne sarebbero tante altre, no, storie. Mi ha molto colpito il fatto che ci sono tantissimi, soprattutto dopo il 41, dopo l'occupazione della Jugoslavia, che arrivano dalla Jugoslavia. Loro sono, per esempio, di Zagabria, Belgrado. E perché lì si apre la grande questione. Anche perché il Veneto poi è vicino, no? So che la direttrice ci fa dei segni. Si apre la grande questione, che è una questione molto importante. Vi dico semplicemente e velocemente che le autorità fasciste in Jugoslavia spesso respingono gli ebrei che cercano di entrare e di mettersi in salvo. Ci sono documenti inoppugnabili su questo e quindi li consegnano ai croati e ai tedeschi. In altre situazioni invece gli permettono di entrare, e quindi i famosi ebrei internati ad Arbe, oppure quelli portati da Spalato e da Zara direttamente in Veneto, ce ne sono centinaia, perché la scelta era comunque di tenerli lontani dai luoghi dove si combatteva, dove c'era la resistenza jugoslava, eccetera, eccetera. Una curiosità, in che lingua, essendo stranieri, come comunicavano? Sono tutti intellettuali che sapevano anche l'italiano o come riuscivano a comunicare e studiare e entrare nelle scuole? Sì, noi abbiamo questa visione ovviamente di flussi di intellettuali, ma diciamo quella è più la prima fase, va bene? Poi quando vediamo questi ingressi dalla Croazia, soprattutto, dove non c'erano solo croati ma ebrei di altri paesi che erano arrivati in Croazia, c'erano anche austriaci, tedeschi. Se guardiamo i mestieri, in realtà c'erano persone che provenivano da qualsiasi strato sociale, da qualsiasi lavoro, quindi sì, era un problema, però alcuni di loro qualche parola la conoscevano, alcuni di loro l'hanno imparata. Nel senso che questi percorsi lunghi della storia dagli anni 20, dagli anni 30, a parte i ragazzi che avevano studiato ovviamente all'Università di Padova, permetteva a molti di questi ebrei stranieri di sapere abbastanza l'italiano. E allora noi troviamo lettere con l'autorità, scritte benissimo, alcune magari scritte da qualcuno, ok? E poi troviamo centinaia di lettere scritte in modo zoppicante, piene di errori, che stringono il cuore e che chiedono qualsiasi cosa, no? Una visita medica, un aiuto, un sussidio, il ricongiungimento. Io ho trovato questi documenti terribili di Lobman, che poi è diventato partigiano, che aveva tentato aveva scritto direttamente a Mussolini e aveva tentato di far arrivare i genitori e la sorella in Italia in un momento in cui ormai sapevano, i genitori gli avevano scritto a un certo punto dicendo stai bene, noi ormai siamo qui, non possiamo fare altro, ti salutiamo. Insomma, era una lettera in cui tra le righe si leggeva il dramma e lui fa di tutto. E ho trovato questo documento che secondo me, se ce ne fosse bisogno, è una responsabilità ancora in più su Benito Mussolini. Arriva sul suo tavolo, lo vede e lo firma e scrive no. Chissà quante volte l'ha fatto. Non c'entrava niente con la domanda, però sono arrivato a questa cosa perché mi sembrava importante dirlo. Sì,
con questo che sì, dobbiamo chiudere appunto per questioni di tempo. Io ringrazio moltissimo tutti, in particolare naturalmente Antonio per questi suoi interessantissimi interventi. Spero che ci saranno altre occasioni magari di discuterne. Grazie a tutti, Grazie. buonasera e grazie alla biblioteca per l'ospitalità. Non mollarci, teniamo No, io... Perché purtroppo la quotidianità è... È terribile. Tu dovresti fare lo studioso.